Rieccoci con un nuovo appuntamento di Bresa Belesa, il quiz sull'arte, la storia, la cultura e la curiosità della nostra città. Allora ecco le tre domande. Dove si trovava la sede originaria della birreria Wührer prima del trasferimento alla Bornata? In via Trieste, prima opzione, oppure in via Toggi, oppure in via Nino Bixio? Seconda domanda, che cos'è il skötum in dialetto bresciano ovviamente? È il piatto, oppure il soprannome, oppure il comodino? E per quanti anni Bruno Boni è stato sindaco della nostra città? Per 23 anni, per 25 anni oppure per 27 anni? Restate con noi che tra poco andremo a fare queste domande agli amici bresciani che incontreremo per la strada. A tra poco. Bresa, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, mani su che mai conosco. Bresa, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Oggi siamo alla trattoria Villa Glori in via Villa Glori 36. La prima volta che viene qui in trattoria, signora? Anzi, scusi, come si chiama? Vilma. Vilma. No, viene spesso? Adesso non vengo spesso, però quando lavoravo venivo tutti i giorni. Quindi lei, signora Vilma, è pensionata? Signora Vilma, però c'è l'intervista, anzi c'è l'interrogazione, Il quiz, pronta? Attenzione. Dove si trovava, secondo lei, signora Vilma, la sede originaria della birreria Wührer prima del trasferimento in viale Bornata? Prima stava in un'altra zona di Brescia, non in viale Bornata. Dove? In via Trieste, in via Tosio o in via Nino Bixio? Via Nino Bixio. Via Trieste? Via Nino Bixio. Oh signora, come si chiama? Rosanna. Rosanna, che professione svolge? È la commessa Commessa, bene da tanto tempo? da 5 anni. Giovanissima, insomma, deve ancora imparare il mestiere. Sì. Oh. No, ma c'è sempre da imparare, C'è sempre da imparare. Esperta, esperta. Allora Rosanna, pronta con le tre domande, attenzione. Cosa è in dialetto bresciano il skötum? È il piatto, il soprannome o il comodino? Soprannome. Lei ce l'ha uno skötum? No. Comodino. Skötum. Io sono di Trento, non conosco questa lingua. Soprannome? Lei ce l'ha uno skötum? No. La rossa. Mi chiamavano la rossa perché avevo i capelli rossi. Anche adesso, signora, è sempre bella e giovane. Lei, signora, come si chiama? Maria. Ci diamo del tu, dai, sei giovanile. Dai, assolutamente sì. Di dove sei? Sono di Provezze, Provezze, professione? operatrice teatrale. Operatrice teatrale, non possiamo dire quasi attrice. No, solo operatrice teatrale. Maria, pronta con il nostro quiz. Per quanti anni Bruno Boni è stato sindaco di Brescia? Per 23 anni, 25 o 27? 23. 23? 23. Bene, la birreria Wührer prima di trasferirsi alla Bornata era in un palazzo in via Trieste. Fateci caso, passate, vedrete ancora la targa. E skötum in dialetto bresciano è il soprannome. E Bruno Boni, indimenticato sindaco di Brescia, è stato sindaco della nostra città per ben 27 anni, dal 1948 al 1975. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi rinnoviamo l'appuntamento alla prossima qui a Bresa Belesa. Arrivederci.